Siamo con Massimo, allenatore dell'HC Castiglione, una partita equilibrata fino agli ultimi minuti, poi avete avuto la meglio. Sì, guarda, era una partita che io temevo perché comunque il Prato ha qualche buona individualità, ha una buona difesa e delle ripartenze in questa pista specialmente è un po' più grande della nostra, che ci hanno sempre messo in difficoltà anche gli altri anni. In più oggi avevo un po' una formazione un po' rimaneggiata, abbiamo 3 assenti per infortunio e infatti avevo 2 ragazzini dell'Under 17, uno ha anche giocato bene e sono contento, è entrato proprio nel momento dove si è fatto un paio di gol, quindi gli devo dire bravo. E comunque i ragazzi hanno tenuto bene il campo, sapevo che non dovevamo subire troppi gol perché sennò sarebbe stato un po' un problema, però si è tenuta la partita lì e sapevo che negli ultimi minuti, la seconda parte del secondo tempo, magari quando il Prato aveva un pochino di flessione fisica, potevamo venire un po' fuori tecnicamente e infatti è stato così, insomma. Ma non solo flessione fisica ma anche mentale, perché hanno perso un po' la calma e la lucidità sia di azione vi ha portato per diversi minuti in superiorità numerica. Sì, quello è anche un po' figlio dell'inesperienza, non so neanche come spiegarlo, però ci sta che i ragazzi che sono stati sopra fino a metà del secondo tempo, insomma, si vedono sfumare il risultato così e hanno perso un pochino la testa. Sono convinto che se non l'avessero fatto, insomma, sarebbe stata dura fino alla fine. E siete stati bravi voi a approfittarvene. Vabbè, sì, quello è vero. Grazie mille Massimo e buon rientro. Ciao.